Al dipendi me. Al dipendi me e di te. Al dipendo di te. Al dipendi no. Come al dipendi altris. La lingua ie vive, se le fasin vivi, al dipendi no. Mandi a Duce, benvenuti a quella dal Friuli in una chiacchierata insieme con me voi ho portato Tavano Gabriele. Gabriele è un mulinar, ma un mulinar tutto particolare. Al fast robe nuove, però fatte con la roba vecchia. Mandi Gabriele. Sì. Mandi. E di più, no? Veramente sì. Noi siamo un'azienda agricola, quindi disegno particolare, perché nella nostra modalità di coltivazione abbiamo inserito un nuovo metodo di coltivare la terra. Abbiamo unito l'omeopatia, ad esempio, alla biodinamica e l'omeopatia insieme. Quindi si occupiamo prima di selezionare la nostra semence, dal recupero della terra, dai valori dell'humus, dalla raccolta dei nostri prodotti, dal stoccaggio e quindi fatto tutte queste lavorazioni qui, che sono prettamente agricole, abbiamo deciso anche di valorizzare questi prodotti con la molitura, con la trasformazione. Ecco perché abbiamo realizzato un mulino. Io lo chiamo ultime tecnologie, però ha dei criteri e dei rispiesi importanti che sono la molitura a piede. Dunque, facevi scori, queste piere, tu mi contavi? Queste piere abbiamo fatto cori con dei motori elettrici di ultime tecnologie, quindi facciamo particolare attenzione al risparmio energetico, perché una parte proviene da energia rinnovabile. Con l'utilizzo della tecnologia ci permette di controllare i giri della piere, quindi abbiamo una molitura a bassi giri, come una volta. Ci permette di monitorare costantemente anche l'inserimento del prodotto dalla piere, quindi siamo in grado di ottenere delle farine veramente particolari e allo stesso tempo ci permette di mantenere una bassa temperatura che ci consente per preservare la qualità della nostra farina, gli oligoelementi che sono dentro la farina e anche il germe di grano, che ci permette di avere un sapore differente per le varie tipologie di cereali che ne hanno in Amazzonà. Eh sì, perché il sapore cambia dopo tutto, no? E senti, tu dici che è a bassa percentuale di glutine, no? Certo, la modalità che noi abbiamo per coltivare questi cereali e quindi non sburtare, ma lasciare che la pianta a fase di suo ciclo naturale, ci permette di ottenere dalle farine con un basso valore di glutine, che è fondamentale per le persone che hanno qualche intolleranza e per ottenere una buona digeribilità dalle nostre farine. E li fai tu con la blave o sono anche il fermento? Avviene il fermento, avviene la sciale, avviene il sarrasin, avviene il farro e oltre a quel, quindi a produrre le farine, si avviene anche una linea di paste secche, trafilate al bronzo, quindi unite al nostro basso valore di glutine, ci crea un'ottima digeribilità. Questo è un lavoro interessante. E la vostra roba la si può dichiarare? Per come le nostre robe si chiate dalla nostra azienda, dal nostro spazio, che avviare 2 volte a settimana, e abbiamo cominciato a collaborare con 4 negozi che presenti sul territorio. Dove c'è scugni le sticce? Per come sì. Per poter chiarare. Bene, chi sta blave, chi sta farro, la facevo voi oppure facevo in arrivare di qualche don o veso a vonde dalla vostra produzione? No, per come adoperiamo la nostra produzione, quindi ci occupiamo, come dicevi prima, di selezionare la semenza dai terreni di proprietà altri in affitto. Siamo un'azienda biologica, quindi disegno come disciplinari, esatto, sono certificati, anche il mulino è certificato e
e quindi utilizziamo le nostre semence e abbiamo a vonde per soddisfare le nostre richieste. Sì, perché se ti vengono anche in poi, siccome anche come sono tanti che vanno in cerca, specialmente in tali farine per poter fare la polente, è un lavoro difficile, c'è la farina giusta per poter sentire il sapore di polente, perché come il sapore di polente non si sente. È una bella risposta che abbiamo dai nostri clienti è proprio che qui il sapore e il profumo noi abbiamo adottato un metodo importante secondo me anche dalla modalità di fare la polente, di fare la blave. La chiappiamo su in panole, la su in le gabbie a temperatura ambiente e quindi in molte volte rispettando il fattore temperatura. Quindi c'è che abbiamo incominciato al chiam, abbiamo continuato in fase di raccolta e in molidura. La nostra polente ha 4 tipi di blave, di zinc, abbiamo seminate insieme, chiappate su insieme e anche masanate, quindi non da un colore ma è un insieme di colori e è anche un insieme di sapori. Ecco perché voi quando la fasina hanno sempre la cucina, non sempre la chiesa, sì. Ma domani che la rustin sulla piastra, cuita la padiella ormai, hai anche più buone. Di sicuro, perché a volte che fanno in quel tipo di polente lì si sente l'odore fin sulla strada e che sta è un piacere, perché sa mangia di torna frusso di che bevi. E sì, la vostra molidura è fine, grosse, ha tutti i tipi di spaccature dalla blave? Sì, alla fine sia fine che gresse, ma gresse a me di capire che non è come che usava una volta come un pastone, sì. È una granulometria, un inimpi grese, ma che comunque si sposa tranquillamente con tante robe. Sì, che occorre per far di mangiare. Esatto. Bene. Allora, Tavano Gabriele, io ti ringrazio di essere venuto, no? E vecchi giovani furlans che si inventino i lavori, si inventino, vanno in cerca anche di passare denando il tempo. No? Certo. Praticamente per un domani, no? Sei pronti di mettere sulla tavola robe un'evore buone e saporite e profumate. Grazie. Io ti ringrazio e ti saluti e come al solito io di Furlan, se vedrai il Furlan, mandi e grazie a voi. Buona salute a tutti. Sono di ritorno per questa registrazione, ma ho incontrato operatori economici del settore agricolo. Il problema che mi hanno esposto è stato da mettersi le mani nei capelli. C'è una situazione oggi, al momento dei raccolti, al momento delle vendemmie, sicuramente ingestibile, ma soprattutto tragica anche per chi vive di lavoro agricolo. Dai prezzi del mais al prezzo delle uve abbiamo una caduta e un ribasso che è oltre quelle che potevano essere le prospettive di mercato, insomma. Siamo di fronte a una situazione che è veramente tragica e come accennato anche durante le altre trasmissioni ho dato anche indicazioni di cosa sta accadendo. Soprattutto la caduta di sostanza organica, ma accompagnato a questa anche i costi di un'agricoltura che ormai è insostenibile e di conseguenza, come forma di rimedio, dovremmo avere un modello agricolo sostenibile che abbia dei costi molto più bassi e dunque non solo possa affrontare il mercato, ma sia in grado anche di darci quello che ci necessita come primo mercato, dando al mercato interno e poi eventualmente esportare. Lasciando da parte i problemi di esportazione, Trump, i dazi doganali, tutte queste robe qua, l'importazione, l'import-export, guardiamo un momento invece quello che è l'essenziale di questo processo. Dunque, se dobbiamo avere un modello, dobbiamo adottare un modello sostenibile, questo modello sostenibile deve essere di basso costo, deve essere in grado di poter toglierci da parte le fatture dei concimi, dei diserbi e di una meccanizzazione esasperata. Esiste? Certo che esiste, ma esiste anche questo modello che scientificamente è sbagliato
ma è stato adottato perché va bene un po' a tutti. Soprattutto va bene a quanti lo insegnano, lo propagandano, lo sostengono e alla fine, diciamo, ha dato i suoi risultati nel tempo, ma ora sta mostrando la corda. Dunque, se un modello non funziona, non è scientifico. Ne è la prova il fatto, ad esempio, che negli Stati Uniti le comunità Amish, quelle per chi le conosce un po' che lavorano coi cavalli, sono delle comunità che hanno un'agricoltura talmente, diciamo, di bassi costi che praticamente hanno la liquidità in tasca per comprare le aziende agricole, quelle high tech, quelle OGM con grande tecnologia, che falliscono. E questo è un grande mistero per gli economisti americani, perché dicono: se noi abbiamo impostato il progresso della nazione su questi modelli tecnologici, questi modelli falliscono e chi arriva con i soldi in tasca, con i dollari in tasca sonanti, arrivano gli Amish che lavorano con i cavalli. E questa è una considerazione, ma la seconda considerazione che dobbiamo fare è chiederci veramente se esiste un modello scientifico molto più completo, molto più efficace e molto meno costoso di questo. Certo che esiste, ma proprio non lo si vuole adottare per due motivi. Il primo, perché il mondo accademico è inchiodato totalmente su questo modello. E questo lo dimostra benissimo anche una certa Elena Cattaneo, che dovremmo mantenerci a vita, diciamo come senatrice a vita, no? Che demonizza tutto quello che sta avvenendo nel mondo dell'agricoltura sostenibile. Ma soprattutto il problema grosso che abbiamo è che questo modello, l'attuale, quello che sta fallendo, è strettamente in mano a un mondo accademico che non vuol mollare. E la dimostrazione pratica di tutto questo è la nuova elezione, diciamo, del preside della facoltà di agraria ed è diventato rettore magnifico. Non è il primo che arriva lì dalla facoltà di agraria. È anche giusto che sia così, perché la facoltà di agraria, diciamo, assomma in sé gran parte dell'economia, diciamo, agricola del territorio, l'economia del Friuli Venezia Giulia. Ma questa economia, poniamoci la domanda, in mano a un sistema fasullo ed accademici che sono riluttanti alle novità, dove ci porterà? Questa è la domanda che dobbiamo porci, perché a questa domanda devono rispondere i politici, ma i politici che abbiamo oggi non sapranno mai rispondere a questa domanda, perché in loro c'è da una parte, diciamo, bassa coscienza, poi bassa conoscenza e soprattutto una mancanza di coraggio nel tirare la giacca a questi accademici boriosi. Questo purtroppo è quello che accade. So benissimo che le mie parole sono un po' pesanti, ma alla fine sono anche convinto che di fronte alla disgrazia prossima, futura e ben programmata, qualcuno dovrà reagire. Io spero che gli agricoltori si sveglino e comincino non solo a tirare la giacca, ma anche a tirare i capelli a qualcuno. Grazie di avermi ascoltato e buona salute a tutti, comunque e dovunque.